Buon pomeriggio amiche ed amici appassionati del grande futsal, è tempo di Serie 2 Elite, è tutto pronto per l'ottava giornata di ritorno del girone A del secondo campionato nazionale. Un buon pomeriggio da Enrico Longo, è tutto pronto per LDFC Modena Cavezzo Futsal. Una partita attesa, una partita importantissima per entrambe le formazioni, alla ricerca di un riscatto dopo un periodo non semplice. L'LDFC arriva a questo appuntamento con 29 punti, mentre la formazione emiliana a quota 15 punti cerca punti importanti per allontanare la zona play out. I due capitani sono già nel cerchio del centrocampo, pronti a dare via le danze. È davvero tutto pronto per questa attesa sfida del Palasport di Caramagna Piemonte. Prima del calcio d'inizio verrà osservato un minuto di raccoglimento in ricordo di Riccardo Agabio, vicepresidente vicario del CONI, reggente CONI, presidente della Federazione Ginnastica. Ritorna la Serie 2 Elite dopo il turno di riposo per le nazionali impegnate nella qualificazione al prossimo campionato europeo. Come abbiamo ricordato in apertura, due squadre che vogliono subito provare a muovere la classifica per i rispettivi obiettivi, due formazioni che non sono state fortunate in questo ultimo periodo per via di diverse assenze importanti legate agli infortunati. Vediamo chi sarà tra le due compagini a provare a dare una scossa a questa ultima parte di stagione. L'LDFC momentaneamente settima, non vince in campionato dallo scorso 18 gennaio, è arrivata solamente una vittoria in Coppa Italia legata alle formazioni di Serie A2 Elite, mentre invece gli emiliani, 4 vittorie, 3 pareggi e 13 sconfitte, occupano momentaneamente l'11° posto, ma adesso lasciamo spazio al silenzio per il minuto di raccoglimento. Fischia il direttore di gara, primo arbitro di questo incontro è il signor Fabio Alfios, figlio della sezione di Acireale, coadiuvato da Liberato Schettino di Castellammare di Stabia, Crono, Andrea Riggio della sezione di Michelino. È tutto pronto per il calcio d'inizio col capitano Cristian Amarante pronto lì nel cerchio del centrocampo ad aprire le danze con Aieta. Modena Cavezzo Futsal che attaccherà da destra verso sinistra rispetto al vostro punto di osservazione. Giù gettone, si parte primo possesso con Aieta che cerca subito un compoglio avanzato, si difende bene l'LD con Cristian Dos Santos. È stato subito cercato Akram Bensad, secondo miglior marcatore della formazione allenata da Cheka. Palla in mezzo e c'è la deviazione subito da corner, si sblocca la sfida al Palasport di Caramagna Piemonte con il tocco a porta sguarnita di Alessandro Aieta e 0-1.
Partenza shock dell'LDFC che dopo appena 6 secondi si trova subito sotto del punteggio, mentre dall'altra parte il Modena ha cominciato come meglio non avrebbe potuto. Adesso vediamo quale sarà la reazione dei padroni di casa che attaccano con Giovanni Vincenti, lato lato per Sandri, che deve però tornare indietro perché è ben posizionata la formazione emiliana. Dos Santos pressato da parte di campo, si torna quindi da Lamberti, la prova a alzare Giovanni Vincenti nell'indirizzo di Sandri che prova a controllarla. È buona però la difesa di Ben Saad che poi alza sopra il soffitto, si ripartirà così con una rimessa in zona d'attacco per l'LD. Vincenti apre per Dos Santos, mette la punta dello scarpino campo, laterale classe 2002. Sandri cerca un compagno avanzato, ma è lì a pochi passi a francobollarlo. Axa pivot classe 1999, primo anno per lui con i colori di questa maglia, lui che arriva da Casalgrande. In banda viene cercato Cerbone che si libera, calcia, primo intervento di Juninho, portiere che conosce molto bene l'LD. Andremo poi a ripercorrere la storia da avversario di Juninho, ma adesso torniamo ancora là, i convincenti che tocca per Dos Santos. Si chiudono però ancora le maglie bianche. Dicevamo Juninho, protagonista nella finale per raggiungere la Serie A2 ai tempi con la maglia dell'Ascoli, partita che vide salire di categoria l'allora LD Fossà. Juninho che poi è rimasto ancora in Italia, ha difeso la porta dell'allora Sampdoria per poi passare all'estero, prima un'esperienza in Brasile e poi con il Montpellier in Francia. Nel frattempo Cerbone, Juninho ancora risponde presente con il piedone, va a toglierla lì dall'angolino basso. Ha un po' di spazio adesso l'LD, prova a prenderselo con Vincenti che scambia con Sandri. Il vicecapitano va ancora dal 14, ha capito tutto però Campo che poi non riesce però a liberarla. Rimane così in attacco l'LD che prova a reagire dopo un inizio shock, 6 secondi appena, e hanno visto subito cambiare il parziale qui a Caramagna Piemonte. Dos Santos, Sandri, Dos Santos ancora, prova l'imbucata ma è ancora perfetto sulla linea del passaggio campo. Vincenti va sulla banda di sinistra per Cerbone che si accentra e scambia con Dos Santos. Campo ancora lì a cercare di rompere subito sul nascere i giochi, riesce ancora nel proprio intento. Vincenti, 1 contro 1 con il marcatore di questa partita Ieta. Avanza Vincenti, lascia Dos Santos. Cerbone prova a fare a sportellate con Amarante. Ancora l'Excel 84. Vincenti prova a cercare il ritmo, adesso la manovra offensiva dei ragazzi di Rosario Ganci che attaccano con Dos Santos. Imbucata per Cerbone che usa alla perfezione il corpo, vorrebbe anche una trattenuta non ravvisata però dal direttore di gara. È riuscito con un piede perno cestistico a liberarsi e poi far partire la conclusione Cerbone. Non è riuscito però a centrare lo specchio. Nel frattempo dall'altra parte ancora un contatto ruvido, la palla rimane in campo solo per un momento, poi l'ultimo a toccarla è stato ancora una volta il numero 20 Alessandro Aieta, 97, giocatore di grandissima esperienza, 7 reti per lui che diventano 8 con quest'ultima. Nel frattempo Dos Santos prova a mettersi in proprio, si accentra ancora Dos Santos, viene fermato in modo regolare, può ripartire adesso il Modena in contropiede, transizione 3 contro 1, intervento in scivolata pulita di Vincenti. Le squadre adesso sono subito lunghissime, provano ad approfittare dell'LD con Cerbone. C'è però l'ennesima parata in questi primi 2 minuti e 35 secondi di Juninho. Il portiere italo-brasiliano è sicuramente uno dei più attesi di questa partita, anche se grandi protagonisti ci sono da una parte e dall'altra. Lui ha risposto subito presente alla chiamata, difendendo in modo splendido i pali della propria formazione. Vincenti, fuori per Sandri che prende la mira. Acrameli in traiettoria però la mette fuori con il petto. 17:20 da giocare. LDFC 0, Modena Cavezzo Futsal 1. Vincenti, 1 contro 1 con Aieta, un po' di spazio adesso Vincenti, va ancora in mezzo da Cerbone che viene arginato da Capitan Amarante. 6° anno per lui col Modena, lui che è stato anche uno dei protagonisti della cavalcata dalla Serie C1 al 2° campionato nazionale. Vincenti, questa volta preferisce andare dietro e ragionare. Sandri, Vincenti, cercato Cerbone che si abbassa e riceve 1 contro 1 proprio contro Amarante, prova ad andarsene via Cerbone ancora poi con la punta. Vediamo di chi è stato l'ultimo tocco. L'ultimo tocco è stato di un giocatore dell'LD.
si ripartirà così con una rimessa laterale per il Modena, con Juninho che offre subito il passaggio, lui che è andato anche in gol in questa stagione. Una marcatura per il classe 93 italo-brasiliano. Ancora uno scontro ruvido in quella zona del campo, proprio davanti alla panchina dell'LD. Questa volta l'ultimo tocco è di un giocatore allenato da Mister Cheka. Anzi no, si ha in attacco il Modena, che va con Ben Saad. 1 contro Sandri, poi c'è la sovrapposizione di Amarante. Non si sono però capiti in modo chiaro i due giocatori, la palla così varca il perimetro del rettangolo di gioco di Caramagna. Deve anche essere sostituita, perché Enrico Lamberti non l'ha trovata lì dietro ai cartelloni pubblicitari. Dos Santos. Vincenti controlla con qualche difficoltà, torna indietro da Dos Santos. Cerbone prova a girarsi, sbaglia però tutto, poi aggancia Alessandro Campo, che poteva trovarsi a tu per tu con Enrico Lamberti, poi chiede scusa a Cerbone dicendo è stato del tutto involontario, cadendo, si è agganciato all'avversario. Rimane il fatto che il Modena potrà avere un'altra importante occasione da calcio piazzato dopo aver sfruttato in modo splendido il primo corner di questo pomeriggio. Questa volta con un calcio di punizione sul punto della battuta si presenta il capitano Cristian Amarante. Vediamo se il 91 deciderà di andare a colpire direttamente per realizzare o cercherà invece uno schema d'attacco. Posiziona i suoi uomini Enrico Lamberti con Cerbone che rimane in barriera e gli altri a fare buona guardia lì nell'area di rigore. Parte la rincorsa di Amarante che vuole giocarla su Ben Saad, spalla alla porta Ben Saad, arginato splendidamente dal rientrante Lorenzo Gallo. Tante partite per lui fuori. Gallo, gran break proprio nei confronti di Ben Saad, che poi prova a tenerlo in campo, non riesce però. Subito buono l'impatto dopo rientro in campo di Lorenzo Gallo, che era già da qualche settimana che aveva ripreso ad allenarsi. Ripreso adesso completamente, giocatore molto importante per lo scacchiere di Rosario Ganci. Dos Santos al piccolo trotto, parallela per Sandri, scusate, che prova a girarsi, palla però tra le mani di Juninho, che prova subito a cercare un compagno di squadra. Difficile però questo aggancio per Alessandro Campo, la rimette in campo senza problemi, scusate il gioco di parole, l'LD che cerca ancora il proprio pivot. Cerbone addirittura raddoppiato, riesce a mantenere però il controllo della maniglia solo per un momento, prova a distendersi adesso il Modena, non riesce però, perché c'è ancora Gallo che mette una pezza alla ripartenza avversaria. Dos Santos, Cerbone, l'ex L84 si appoggia all'ex canottieri Belluno. Sandri, Gallo, scambiano ancora i due, dal vice capitano al ragazzo cresciuto nel settore giovanile dell'L84. Buona qui la triangolazione. Sandri prova un 1 contro 1 e bravo però a dire di no a Ieta. Dos Santos, uno sguardo in mezzo, poi preferisce andare dietro da Gallo che prova a piazzarla col piatto. C'è ancora una deviazione, rimane in attacco l'LD che adesso sembra aver trovato coraggio dopo un inizio con un po' di difficoltà, inizio che sta vedendo proprio per quel motivo il Modena avanti nel punteggio. Adesso con calma, ragionando, l'LD prova a prendersi una porzione importante del parquet. Lamberti ha spazio e può ragionare con i piedi, va sulla sinistra da Dos Santos che imbuca ancora per Cerbone, ha capito tutto però in modo impeccabile Juninho, che poi senza fare troppi complimenti spara ancora una volta sul soffitto del Palasport. Ha recuperato Gallo l'LD, ma sono ancora fuori Sorbo e Novo, due gioiellini della formazione piemontese. Adesso qui un misunderstanding dei giocatori gialloneri, ne approfitta il Modena Cavezzo che rimette in campo con Amarante. Serie di blocchi a liberare i giocatori, poi Gallo ancora con la testa, prova a lanciarsi dall'altra parte Sandri che viene fermato. Nel frattempo è entrato sul parquet per quanto riguarda il Modena Emidio Sansone, arrivato nell'assesnaio.
dalla Feldieboli, Serie A. Lui con classe 2005, già 2 marcature con la sua nuova maglia. Primi secondi sul parquet anche per Oanea, che riceve proprio in questo momento. Va dietro da Gallo, Cerbone. LD schierata con il 3-1 con Sandri più avanzato. Adesso si abbassa Sandri, cercato ancora Cerbone, che però viene anticipato da capitano Amarante, che poi può giocare la sfera. Per Costa, miglior marcatore dei suoi. Dudu Costa, italo-brasiliano che di certo non ha bisogno di presentazioni. Per lui anche stagioni importantissime nel massimo campionato italiano, con la maglia del Petrarca e non solo. C'è un po' di spazio nel supercampo che va proprio da Dudu Costa, che deve però arrivarci in scivolata, difficilissimo. Da quella posizione del campo, arrivando sbilanciato, centrare lo specchio. Palla infatti che finisce alta sopra la traversa della porta difesa da Lamberti. 13:42 ancora da giocare, ci avviciniamo alla conclusione del primo quarto per l'8ª giornata di ritorno del campionato di Serie 2 Elite. Cerbone, tutto in un fazzoletto. Scavino, l'ex Orange Fuzzalasti, si appoggia a Gallo. Poi c'è un velo di Scavino, ha capito tutto. Il numero 14, Diego Cuomo, palla però alta. È entrato subito con i tempi giusti in questa disputa, il classe 2005. Canterano del Modena Cavezzo, che è andato a un passo da realizzare il 3° gol della sua stagione. Scavino, Gallo, pressione altissima del Modena, che provoca la palla così persa in profondità dell'LD. Poi Juninho per un attimo pensa anche di superare la metà campo, poi preferisce appoggiarsi dai compagni. Amarante, cercato e trovato Dudu Costa, che con la solita classe la controlla e la gioca ancora per il proprio capitano. Amarante tenta l'imbucata, c'è il solito onnipresente Lorenzo Gallo e poi a completare l'opera Leonardo Scavino. Cerbone questa volta si abbassa, va a sfidare proprio Cuomo, torna indietro l'LD. Oanea, ennesima imbucata, controllo non impeccabile di Cerbone, ne approfitta subito Amarante, sempre lì a non lasciare troppo spazio a un giocatore che ha il vizio del gol. Stagione incredibile quella di Daniele Cerbone a livello realizzativo e non solo. Dall'altra parte sulla banda di destra prova a creare problemi il Modena, non riesce però a farlo in questa situazione. Scavino va da Cerbone, esce Juninho, più veloce del pivot piemontese, e mette fuori. Va a rifiatare un attimo in panchina Daniele Cerbone, al suo posto Giovanni Vincenti. Rimane invece ancora in campo Lorenzo Gallo, che riceve in banda proprio per Giovanni Vincenti, 1 contro 1 con un po' di spazio per il 14 che si accentra, vuole liberare il mancino, non riesce. Poi Amarante ancora con un body check a tenerlo lì. Poi anche qualcosa da dire nei confronti di qualcuno, l'abbiamo ben capito nei confronti di chi, anche perché non è stato ravvisato l'intervento irregolare, ma è stata data una semplice rimessa in attacco per l'LD con 3 giocatori sulla linea. Si libera Gallo che lascia partire il mancino, palla alta. Giocata bene in questa situazione la palla dall'LD, che però non è stata precisa nel centrare lo specchio. Aieta, Gallo, ennesimo anticipo della sua partita. Poi un tentativo di imbucata, fa buona guardia, raggiunga il proprio portiere. Ancora Aieta, prova a mettersi in moto sulla banda di sinistra. Giovanni Vincenti si mette lì tra avversario e palla. Lamberti con le mani gioca la fast per Vincenti. Quindi Oanea si va poi da Leonardo Scavino, ancora il capitano romeno per Gallo, che rischia qualcosina con questo passaggio. Bravo però Scavino in questa situazione. Diventa difficile però il lavoro per l'LD del Modena. 60 secondi di respiro anche per noi con il primo time out di questo pomeriggio. Ritornano in campo i protagonisti di LDFC Modena Cavezzo Futsal. Sfida
momentaneamente ferma sullo 0-1. La rete degli emiliani è arrivata dopo appena 6 secondi dal calcio d'inizio. Aieta si allarga per Juninho, ci mette subito una pezza. Vincenti prova a caricare i propri beniamini, il pubblico sempre numeroso e caloroso del Palasport di Caramagna. Scavino, anticipo a Dudu Costa, un po' di spazio 72 che allarga per Dos Santos, lato lato con Oanea. Scambiano ancora i due giocatori esperti di Rosario Ganci. Oanea, quindi Scavino, non c'è spazio per l'imbucata per Vincenti che arriva di seconda, controlla il 14, ma è ancora ottima la pressione di Aieta. Tantissimo lavoro sporco da parte degli uomini di Cheka, che non lasciano mai la giocata semplice all'LD. Lavoro che poi non finisce sui tabellini, ma lavoro prezioso ed importante per una squadra che ha raccolto probabilmente di meno di quello che avrebbe potuto raccogliere, anche per via di tanta sfortuna, come abbiamo ricordato in apertura. Ma una squadra che sta bene, una squadra che è mise in difficoltà anche nel girone di andata, in quel di Cavezzo, l'LD, che superò in quell'occasione gli emiliani con il risultato finale di 7-5. Vincenti, Oanea, tutto in un fazzoletto. Si allarga adesso l'LD con Dos Santos che ci prova da sottoporta, non è riuscito a controllare e poi a tirare verso lo specchio Giovanni Vincenti. Si salva così Juninho. Aieta, uno sguardo ai compagni, poi vorrebbe andare da Sansone, non c'è lo spazio, quindi si allarga dall'altra parte. Ancora buon ritmo adesso per il Modena, che attacca con Aieta. Dos Santos come un falco, però la mette fuori. Aieta, c'è anche un richiamo nei confronti di Dos Santos, giocatore che davvero non si risparmia mai in termini di energia, oltre che naturalmente di classe e talento. Juninho nel cerchio del centrocampo, qui Dudu Costa gioca a memoria per un compagno che però non si trova lì. Riparte così l'LD con Oanea. Il romeno fa poi prova a girarsi, ancora una serie di finte prolungate da parte del 10, che non trova però il pertugio necessario per passare. Ragiona quindi andando da Dos Santos, poi offre un blocco al compagno. Vincenti ha un po' di spazio, pisa per Dos Santos che se la trova ancora lì, prova a superare l'ultimo difensore del Modena, non Du Costa, che si accentra anche con un po' di fortuna, e poi è bravo però Scavino a ripulire tutto e andare da Vincenti. Oanea, 9:30 ancora da giocare, siamo ufficialmente entrati nel set di Modena, Cavezzo, Vincenti, Oanea. E Campo il più avanzato del Modena. Qui non si è chiuso il tandem Vincenti-Oanea. C'è però il gesto d'intesa, l'ok da parte di Oanea, che va a sedersi momentaneamente in panchina. Prova a sfruttare l'LD, tutta la fisicità di Daniele Cerbone. Dall'altra parte Amarante, preciso ancora in campo, da Juninho a Bensat, che viene anche preso in carica da dietro. Molto bene, non c'è fallo, si continua a giocare, partita molto corretta questo pomeriggio. Cerbone là fuori, lascia partire il destro, palla alta. Ha provato a coordinarsi in un fazzoletto di parquet Daniele Cerbone, è riuscito nel proprio tentativo, non è riuscito però ad inquadrare lo specchio della porta, finora difesa splendidamente da Juninho. Bensat viene raddoppiato, questa volta c'è il fallo commesso da Scavino, che poi chiede anche qualche spiegazione per questo fischio arbitrale, in modo molto pacato e corretto. Secondo fallo del pomeriggio, seconda punizione per il Modena Cavezzo. La prima arrivava da una posizione più centrale, più defilata invece questa volta sulla sinistra, con Amarante che va lì a posizionare la sfera, a contare i passi per la rincorsa. Modena che prova a sfruttarla con 3 giocatori praticamente sulla linea di fondo campo, che poi si alzano naturalmente dopo il fischio. Amarante prova l'imbucata per Campo che la tocca, c'è una deviazione ancora precisa qui, un'azione praticamente da biliardo del Modena, che va vicina al gol del raddoppio, gol che sarebbe stato sicuramente pesante nell'economia perlomeno di questo primo tempo. È stato preciso Amarante ad andare da Alessandro Campo, il laterale però non è riuscito, o perlomeno si è riuscito a colpire, ma non è riuscito a colpirla con la potenza necessaria per raggiungere la porta. Non riesce invece a sfruttare questo corner dalla destra, corner che aveva fatto malissimo da quella posizione dopo 6 secondi il Modena. Aieta, Juninho, il guardiano dei pali,
Prova ad andare da Bensat, che prova una conclusione volante complicatissima con la testa da una posizione defilata. Non può nulla in questa situazione il numero 13, che va a caccia dell'11° centro stagionale. Cerbone la domestica, poi prova a girarsi, è perfetto però Amarante a dirgli di no. Scavino, Sandri ragiona e va da Dos Santos. Si accentra il brasiliano, che cerca e trova Cerbone, che si gira, trova solamente l'esterno della rete. Il pivotex è l'84. Finisce il campo in questa situazione per campo. Cerbone prova a sfondare, intervento di Aieta, considerato regolare tra le proteste del pubblico di Fede LD. Dall'altra parte c'è un po' di confusione, ma la palla poi finisce docile tra le mani di Lamberti, che è uscito coi tempi giusti. 8 minuti esatti ancora da giocare. Cerbone, Scavino, Dos Santos, quindi Sandri. Scavino, ancora al 72. L'Astigiano va da Cerbone, che la tocca per Scavino, che si presenta contro Juninho. C'è la parata del 19, si salva il Modena. Buona qui l'azione in profondità con Cerbone, che ha cercato in modo splendido Scavino, che si è presentato senza troppa paura. Si era un po' allargato il numero 72, ma è comunque riuscito a colpire. Si rimane però sullo 0-1. Palla fuori per Sandri, che controlla, 2 tocchi, va da Scavino. Questa volta era rimasto accentrato al 72. Avrebbe voluto la sfera Cerbone, no, avrebbe voluto giocarla per Dos Santos. Non si sono comunque capiti i giocatori in questa fase offensiva dell'LD. 7:30 da giocare. Aieta, ancora al 20, che prova a ricamare per Bensat, che prova ad allungarsi, ma un cliente scomodo quest'oggi in Nicolo Sandri. Cerbone cerca il contatto con l'avversario. Scavino lascia partire la conclusione Sandri, che viene però fermata dal Modena. Dos Santos in banda per Cerbone, poi Sandri, triangolazione perfetta qui tra Dos Santos, Cerbone e Sandri, con Sandri che finisce a concludere. Largo però il tiro scoccato dal giocatore cresciuto nella cantera di questo club, giocatore che adesso è anche diventato vice capitano. Continua con le proprie rotazioni l'LD, rimettendo nella mischia Lorenzo Gallo. Giorni speciali per lui, che ha anche conseguito la laurea magistrale, quindi un motivo più per festeggiare il ritorno sul parquet dopo l'infortunio. Nel frattempo Dos Santos va da Gallo, Gallo va da Dos Santos. Cerbone si è abbassato a centrocampo, ancora Gallo, un po' di spazio anche per via del lavoro di Cerbone. Poi c'è il solito Cristian Amarante a mettere fuori, sempre perfetto nel posizionamento, sia nel momento del tiro ma sia anche nel momento delle costruzioni avversarie. Aieta la domestica e poi la lancia il più lontano possibile. Può uscire dalla propria area Lamberti, che poi deve velocizzare le operazioni. All'imbucata semplice per Cerbone. Gallo, blocco di Cerbone, che poi rolla, se la prende Gallo. C'è una deviazione che stava per beffare Juninho, che in qualche modo l'ha messa ancora fuori come un gatto il numero 19. È riuscito a salvare la propria porta Juninho. Rimane in attacco l'LD con Dos Santos che prova a passare. La palla arriva poi a Cerbone, che aveva perso in quel momento l'equilibrio. Può così ripartire Bensad, il numero 13, prova ad andare dall'altra parte, si mette in proprio, lascia partire la conclusione, palla out. Si è subito acceso Bensad, che ha controllato dopo la palla recuperata, poi si è presentato dall'altra parte del rettangolo con una conclusione potente sì, ma non precisa. Ritornano in campo Dudu Costa e Sansone. Cerbone, Gallo, Cerbone, Amarante a dir di no. Vorrebbe la palla Dudu Costa, che la riceve in questo momento, poi prova la magia con il tacco, non ci casca però Lamberti. Cerbone, Gallo dall'altra parte, prova ad accentrarsi, viene fermato in modo irregolare. Arriva così un calcio di punizione prezioso per l'LDFC. È stato fermato in modo irregolare Lorenzo Gallo da Alessandro Campo.
Buona qui la giocata di Gallo, che prima ha controllato, poi ha provato a ricavarsi lo spazio per il tiro. È stato fermato in modo irregolare. Adesso c'è un colloquio tra il vice capitano Niccolò Sandri, Daniele Cerbone e proprio Lorenzo Gallo, colui che si è procurato questo calcio di punizione quando mancano 5 giri di lancette e 35 secondi al termine della prima frazione. Vediamo se Sandri la lascia lì per Cerbone, e proprio così il numero 11 prova a colpire. C'è una deviazione con il volto adesso da parte del Modena. È rimasto a terra, se non andiamo errati, proprio Campo. Speriamo naturalmente non sia nulla di grave. La distanza era davvero ravvicinata. Colpo al volto di Campo, che però si alza prontamente. Va a rimuovere con la scarpa Juninho la pozza di sudore che si è depositata lì nei pressi del limite dell'area. Palla scodellata per Dos Santos, che la trolla perché ha il tempo e lo spazio per farlo. Poi prova ad accendersi. In buca per Cerbone, che prova la conclusione volante. Bravo Campo però lì a pochi passi a dirgli di no. Poi qui non è precisa la ripartenza del Modena. Rimane così in attacco il team giallonero. Dos Santos viene trattenuto da dietro vistosamente Sandri da Campo. Non viene vista però questa situazione da parte della coppia arbitrale. Si continua così a giocare. Difficile comunque a queste velocità interpretare anche alcune azioni di gioco. Gallo, Sandri, Cerbone, 4 sulla stessa linea. Adesso prova ad andare in profondità Sandri, viene fermato però con Sansone, che poi allarga per Dudu Costa. Praticamente qui rubata Marante. Infatti Dudu Costa non sembra contentissimo per la scelta del compagno di squadra. Si stava per coordinare il 10. È arrivato però la corrente Amarante, che ha messo alto Dos Santos, 1 contro 1 proprio con Dudu Costa. Sfida tra brasiliani. Alla meglio è il classe 1987, che in scivolata ferma la corsa dell'ex canottieri. E già dall'altra parte Dudu Costa. Conclusione con la testa, parata senza troppi patemi da Lamberti. Gallo, ennesimo 1 contro 1 di Gallo, che prova a superare ma non riesce l'avversario. È stato bravo qui a temporeggiare Emidio Sansone e poi a metterla fuori con la punta del piede. Ne approfittano anche per rifiatare un po' le due squadre. Poche interruzioni, appena 3 infrazioni commesse dalle due squadre, 2 da parte dei padroni di casa, appena una invece per il Modena Cavezzo Futsal. L'LD ha trovato la maggior parte dei punti proprio qui sul parquet amico. Vuole continuare a farlo, non sarà però facile vista anche la situazione. In 10 partite l'LD ha raccolto 6 vittorie e 4 pareggi in campionato, raccogliendo così 22 punti sui 29 totali. Fa invece fatica fuori casa al Modena, con una vittoria appena, un pareggio e 7 KO, 4 punti dei 15 complessivi. Ma ogni partita di futsal ha la sua storia. Vediamo quale sarà il canovaccio di questo LDFC Modena Cavezzo Futsal. Partita che fu spettacolare all'andata in quel di Cavezzo il 23 novembre, con un risultato di 5-7 finale. Cerbone ne realizzò 5 in quella partita. Vediamo se ci sarà un protagonista in questa assoluto. Nel frattempo Vincenti in qualche modo la ripulisce per Dos Santos. È ancora però perfetta la difesa del Modena. Modena che poi prova ad allungarsi. È bravo Dos Santos a rinvenire, a mettere fuori. Sansone. L'ex Feldi va dietro da Ieta, quindi Amarante. Ancora Lotto. Accenna la pressione adesso l'LD. Si abbassa Amarante, che riceve sulla banda di sinistra, parallela per Dudu Costa. Sfidato da Sandri. Fallo commesso dal 6, che poi indica anche la parte che secondo lui è stata trattenuta da Dudu Costa. Non ci sono ancora problemi di falli di squadra per nessuna delle due formazioni. Questo è appena il terzo fallo quando mancano 3 minuti e 20 al termine dei primi 20 effettivi di questa sfida per l'LD. Juninho preferisce non rischiare e fa la cosa da fare. Un giocatore a cui non manca sicuramente la saggezza, un giocatore con un ventaglio di possibilità non indifferenti. Lui che a ogni latitudine ha comunque sempre fatto bene. Vincenti
Velo di Dos Santos. Ancora Dos Santos che riceve il suggerimento di Sandri. Prova a limitarlo a Ieta. Arriva anche Sansone. L'ultimo tocco è di Cristian Dos Santos. Prima stagione per lui con l'LDFC. Lui che è arrivato nella sessione estiva di mercato. Dopo l'ottimo campionato della stagione. Non arrivò davvero per pochissimo la post-season. Si salvò senza troppi patemi il Modena nella stagione sportiva 23-24. Con l'ultima posizione necessaria per evitare i play-out, ma con un gap non indifferente di punti nei confronti dell'Alto Vicentino. Nel frattempo ancora su calcio d'angolo, va vicinissima al 2-0 la formazione emiliana. Ancora una volta con Aieta, che è bravo ad infilarsi con i tempi giusti, a far male alla retroguardia avversaria. Vincenti, palla persa dal 14. Un po' di confusione in questo momento della partita, con una palla persa da una parte, una palla persa dall'altra. Prova ad approfittarne Vincenti, che viene toccato proprio da Ieta, che è il primo del pomeriggio a finire sul taccuino dei cattivi, quando mancano due primi 24 secondi al termine della prima. Il numero 20 a disposizione di Nunzio Checa, Alessandro Aieta. Questo è un fallo da spendere sempre per evitare guai peggiori. Lo sapeva benissimo in questa situazione il classe 97, che senza rischiare è andato non per far male ma per fermare la sortita avversaria. Vediamo come deciderà di sfruttare questo calcio piazzato. 4 metri, qualcosa più oltre il limite dell'area. E praticamente lì nei pressi del tiro libero la sfera. Vorrebbe il gol del momentaneo pareggio il pubblico di Fede LD. Parte la rincorsa di Cerbone che prova a piazzarla. C'è ancora Giuninho che si era staccato, aveva lasciato libera la linea di porta, si era messo lì a fianco della propria barriera, ancora una volta scegliendo perfettamente la posizione giusta per evitare la marcatura e mantenere la propria porta inviolata. Vincenti, Sandri o Anea? Sandri. Oanea. Si gioca sulla destra per poi andare sulla sinistra. Controllarla col petto è difficilissima, però qui la gestione della sfera da parte del capitano, che si era trovato a giocare una palla sicuramente complicata, alta. Sempre complicato in questo sport gestire questo tipo di pallone. Giuninho allarga il rettangolo, poi allarga per Aieta, sicuramente il migliore dei suoi insieme ad Amarante di questo primo tempo. Oltre al gol ne ha sfiorato un altro praticamente in fotocopia rispetto al primo nelle battute finali. Importante anche la prova di Amarante. Aieta ancora sulla banda, la palla è uscita, aveva fatto una magia qui Aieta, che poi va anche a depositare la palla in fondo al sacco. Non ha preso benissimo questa cosa il pubblico di casa, però naturalmente una che ci sta. Oanea fermato da Cuomo. Aieta, Amarante, controlla Dudu Costa che poi si gira, lascia partire il destro, vince la sfida però Anea che allarga per Cerbone, a tu per tu con Giuninho. Gran finta di Cerbone che la mette poi lì sul palo dove non può arrivare. Giuninho si sblocca nell'LDFC quando manca un primo e 27 secondi al termine della prima frazione, e tutto in perfetta parità. E 1-1. Non si vuole fermare Daniele Cerbone. 22esimo, 23esimo con questo centro stagionale, già a quota 23 gol. Vuole avvicinarsi a quota 30 e ancora la possibilità di farlo nelle partite che mancano al termine della stagione regolare. Uno dei giocatori sicuramente più interessanti di questa categoria. Nel prime della carriera, lui con classe 1995. Lui che aveva già vestito in una parentesi la maglia dell'LD dopo la trafila
del settore giovanile dell'L84, naturalmente anche l'esperienza nel massimo campionato con la formazione torinese. Ma adesso ritorniamo live per vivere gli ultimi 60 secondi di questo primo tempo con il solito Aieta che crea guai. In qualche modo Lamberti riesce a dire di no. Si è trovato però una sfera difficile da controllare, l'estremo difensore di casa. Palla scodellata per Dudu Costa che si coordina. E indovinate chi c'è? Sotto porta. Ancora lui, ancora Aieta. Doppietta del numero 20. Partita stupenda la sua. Lo avevamo dato come l'MVP della prima frazione. Ha risposto ancora una volta come sa fare lui, realizzando la seconda rete, riportando in vantaggio per la seconda volta il Modena Cavezzo. È durato pochissimo l'1-1 qui sul parquet di Caramagna, con Aieta che ancora una volta con un gol alla Pippo Inzaghi per andare a sfare una leggenda del calcio a 11 ha trovato sulla linea il tap-in vincente in un momento sicuramente importante nell'economia della sfida. Scavino, Dos Santos, Vincenti si gira, prova ad andare dall'altra parte, allarga per Cerbone, da un bomber all'altro, Daniele Cerbone, doppietta personale e 2-2. E siamo a quota 20. Vuole ancora aggiornare le proprie statistiche personali il numero 11 di Rosario Ganci, che risponde subito dopo pochissimi secondi al momentaneo vantaggio, al secondo momentaneo vantaggio del Modena Cavezzo Futsal. Partita adesso bellissima che si è accesa in un niente. Lamberti mette fuori la palla però non è uscita, Cerboni in qualche modo se la allunga un po', c'è spazio, Amarante addirittura un 3 contro 1 dall'altra parte, ci ha provato ma non è riuscito a scardinare la porta di Lamberti. Alessandro Campo, che parata qui di Lamberti, mamma mia, che rischio per l'LD che si è trovato in un amen sotto in inferiorità numerica in una situazione di 3 contro 1, aveva diverse opzioni. Amarante ha preferito andare da Alessandro Campo che ha lasciato partire la conclusione, ha trovato però sulla linea di porta Enrico Lambert, corner dalla destra ancora per il Modena, si coordina Ben Sad, palla larga per tutti, a metà strada questo tra un tiro e un passaggio, probabilmente voleva la porta Ben Sad da quella posizione, non c'è però riuscito. Ci sono ancora 10 secondi da giocare di questo primo tempo, vediamo se le due squadre si accontentano del pareggio o vogliono continuare ad offendere. Cerbone è stato bravo qui a mettersi davanti ad Amarante, tutto regolare però. Siamo già dall'altra parte, l'ultima azione di questo pomeriggio del primo tempo naturalmente. Suona la sirena, duplice fischio le squadre che vanno negli spogliatoi sul punteggio parziale di 2-2 e noi ci ritroviamo qui per vivere insieme il secondo tempo di LFC Modena Cavezzo Futsal.
È già in campo l'LDFC, pronta a cominciare questo secondo tempo di questa sfida valida per l'8ª giornata di Serie 2 Elite. Girone A sfrutta tutti i minuti a disposizione il Modena. Formazione che è arrivata qui senza timori reverenziali, con 2 reti bellissime, ciniche da parte di Aieta. Però dall'altra parte l'LD ha reagito, ha risposto presente con il proprio bomber, Daniele Cerbone. 2 reti quindi per Aieta, che sale a quota 9 marcature stagionali, e doppietta personale anche per Daniele Cerbone a quota 24 centri. Prendono posto i giocatori delle 2 formazioni in panchina, pronti a vivere tutti insieme la seconda parte di una partita che ha regalato emozioni, soprattutto nella seconda parte. Vediamo cosa ci racconterà il canovaccio di questo secondo tempo di LDFC Modena Cavezzo Futsal. Pallone già nel cerchio del centrocampo con Daniele Cerbone pronto a farlo scorrere in direzione di un compagno di squadra. Si attende solamente più l'ok della coppia arbitrale, l'ok del tavolo, e poi si ripartirà. Ancora qualche attimo. Cerbone si guarda attorno, desideroso di cominciare questa seconda parte della gara. Si parte. Sandri, primo pallone per lui. Dos Santos. Vincenti prova ad andare dall'altra parte in diagonale. Interessante qui l'idea dell'LD per aprire le danze di questo secondo tempo. Primo possesso della seconda parte anche per il Modena, che va con Giunigno. Abbiamo parlato dei giocatori in fase realizzativa, con Aieta da una parte e Cerbone dall'altra, preziosi però anche i 2 estremi difensori. Nel frattempo Vincenti prova a mettersi in proprio, detto fatto, in 2 tempi Giunigno la fa sua. Break di Dos Santos, che poi invece di offendere preferisce temporeggiare. Ancora al 17, tra una selva di gambe, la perde infatti Ben Saad, allarga sulla destra per Campo che si accentra, perde per un attimo il tempo, preferisce andare dietro, c'è ancora un po' di spazio però per il Modena, che prova a lottare lì con Ben Saad, che la recupera. Palla sotto la suola, poi con calma torna indietro. Campo allarga le braccia, vorrebbe la palla dal proprio capitano, che prova a mettersi in proprio. C'è un po' di spazio adesso per il Modena, che aveva costruito bene, trovando anche la superiorità numerica. Non è riuscita però a sfruttarla la formazione di Cheka. È rimasto a terra Amarante, che adesso si rialza. Vediamo se riuscirà a proseguire o avrà bisogno di un cambio. Sembra che possa continuare a giocare il numero 5, ospite. Aieta, autore di 2 gol nella prima parte. Ben Saad. Campo, Amarante. Vuole gestire adesso il possesso il Modena, che rischia qualcosa con questo passaggio di campo. Si alza subito Cerbone. Giunigno poi va dall'altra parte, da un portiere all'altro. Lamberti, Vincenti. Parallela per Cerbone, che la tocca per Sandri. Gran finta da parte del vice capitano, che è rientrato ma ha trovato ancora Aieta. Prezioso in fase difensiva in questa situazione. Dos Santos la posiziona con cura e osserva il movimento dei compagni. Riceve Giovanni Vincenti. Ancora Dos Santos. Si accentra al 17, poi deve sterzare, si ferma, prova a giocarla per Vincenti, ha capito tutto però Aieta che se ne va via. Dall'altra parte c'è Ben Sazzolissimo e bravo Dos Santos a recuperarla. Cerbone, gran palla per Sandri, ha un po' di spazio il vice capitano che va in mezzo invece di chiuderla. Viene anticipato Dos Santos, tanto altruismo in questa situazione per Sandri, che poi gioca veloce il corner. Vincenti, c'è una deviazione di Amarante. Partita che va a sprazzi, un po' come nella prima frazione, con le 2 squadre che provano a sfruttare le piccole disattenzioni avversarie. Disattenzioni che sono costate care soprattutto all'LD, con 2 calci piazzati sfruttati perfettamente dal Modena Cavezzo, che adesso attacca con Aieta, la segue con lo sguardo Lamberti. Sicuro che questa conclusione sarebbe uscita.
Vincenti si abbassa e riceve, va contro Akram Ben Saad. Dos Santos, Cerbone nel frattempo a fare sportellate con Amarante, la riceve, la palla è rimasta in campo davanti alla panchina del Modena Cavezzo, poi Cerbone in qualche modo riesce anche a superare Amarante, la tocca in mezzo, viene anticipato però da Juninho. Dos Santos, poi Juninho ancora con una decisione rapida che non trova però in Sandri, Vincenti, 1 contro 1 con Ben Saad, cambia lato l'LD, Dos Santos parallela per Cerbone e la lascia lì per Vincenti, conclusione che fa la barba alla traversa come avrebbe detto qualcuno, ma l'LD rimane in attacco perché c'è stata una deviazione di un giocatore del Modena Cavezzo. Può così ancora avere una chance in questo momento della partita l'LD, con Cerbone che aveva provato a ridare il favore, il cioccolatino che Vincenti aveva dato lui per il secondo gol. Non è riuscito anche per via di una deviazione Vincenti a colpire. Nel frattempo scambiano ancora i due, poi sottoporta Sandri, difficilissimo da lì centrare allo specchio. Sandri poi ne recupera un'altra, vuole far correre Vincenti. Per il pubblico piemontese c'è stata una deviazione che però non è stata ravvisata né da Sfiglio né da Schettino. Si può così continuare col Modena in attacco. Ben Saad bravissimo qui con il baricentro basso a proteggerla e a metterla a disposizione di un compagno di squadra. Non va per le sottili però Daniele Cerbone, che ferma la corsa dell'avversario e mette out. Non è riuscito qui Campo a superare il classe 1995 in forza all'LD. Proprio il 21 che blocca, poi si apre, ma il capitano preferisce andare da Juninho. Riceve Aieta che la mette sul secondo palo, si salva l'LD con Sandri. Juninho, c'è tantissimo spazio per un giocatore che ama anche attaccare. Aieta la fa girare molto bene qui il Modena, viene anticipato ancora nei pressi della linea Ben Saad. Secondo la coppia arbitrale l'ultimo tocco è stato di un giocatore con la divisa gialla. Rimane così in attacco il Modena. Occasioni importanti da una parte, occasioni importanti anche dall'altra e la partita rimane più che mai in bilico. Oltre al 2-2 anche in campo grandissimo equilibrio, non solo sul tabellone luminoso dell'impianto sportivo. Dos Santos prova praticamente da casa sua, un brivido lungo la schiena della retroguardia emiliana, palla che finisce out. Può far male da qualsiasi posizione, scusate. Cristian Xavier Dos Santos, per lui già 8 marcature in questa stagione. Lui che nel corso della sua vita ha dovuto anche affrontare degli ostacoli importanti che vanno ben oltre il rettangolo di gioco, con una malattia che è riuscito però a superare in modo splendido per poi ritornare al massimo del suo livello. Lo sta facendo vedere anche in questa stagione. Giocatore dotato di mezzi atletici, fisici e artistici non indifferenti. Vincenti, Sandri, Cerbone. Vuole la palla Dos Santos, ma Cerbone allarga sulla destra per Sandri. Il giocatore braidese va ancora da Cerbone, quindi Dos Santos. 1 contro 1 con Campo. L'ultimo tocco è stato del 21. Rimessa laterale per Dos Santos e soci. Non è d'accordo con questa scelta, come per dire nostra, l'ha ripetuto più volte Campo. Vincenti in isolamento, sfida contro Aieta, poi arriva la copertura difensiva proprio di Campo. Viene cercato Cerbone che viene anticipato però. C'è ancora un altro siparietto a distanza di qualche secondo tra Campo e Dos Santos. Scherzano e ridono i due, questa volta la rimessa è per il 21 del Modena. Juninho la gioca in banda per Ben Saad, che la tiene lontana da Sandri. Viene poi anche aiutato Sandri da Cerbone, ma è bravo il Modena ad uscirne. Poi da fuori ci ha provato Amarante, praticamente con un bugger, però Lamberti si è opposto con successo. Poi ha qualcosa da dire ai compagni di squadra Cerbone. Prova in queste situazioni, uno dei giocatori più esperti della formazione allenata da mister Rosario Ganci da questa stagione, a caricarsi la squadra sulle spalle anche dal punto di vista emotivo, non solo tecnico. Serie di movimenti, la palla che finisce dall'altra parte per Aieta, che ha visto una deviazione, quindi si accontenta della rimessa. Deve affrettare adesso le operazioni.
Palla dietro per campo, che in questo momento è l'ultimo. Amarante imbucata per Bensat, fronteggiato da Vincenti che vince il duello. Dos Santos sulla banda di sinistra, 1 contro 1 proprio con Aieta, arriva poi anche Bensat, deve tornare quindi indietro Dos Santos. Continua ancora con il duello in 1 contro 1 su quella parte del campo, poi si accentra, conclude Juninho ancora una volta a dire di no. Vuole poi tutto il calore e il rumore del proprio pubblico. Dos Santos che si accende anche grazie al tifo, come abbiamo già ricordato in più di un'occasione, sempre corretto e caloroso di Caramagna, sotto porta, cioccolatino di Vincenti per Sandri. Non è riuscito il classe 2000 a metterla dentro, ma bella occasione e interessante opportunità per l'LD. 14 e 50 minuti ancora da giocare. Amarante la mette a posto, la accomoda, poi la vuole ancora di ritorno, 1-2 che si chiude, scusate, ma l'LD è brava però a non far andare avanti il Modena e a mettere fuori. Campo per Aieta che va sul secondo palo, dove però fa buona guardia a Sandri. Dall'altra parte c'è già Vincenti che scambia ancora col proprio vice capitano, e ancora l'ennesima parata di Juninho. Non abbiamo il conto qui sott'occhio, ma quante parate sta facendo Juninho per mantenere lì a contatto della disputa i suoi. Qui c'è un'incompressione abbastanza clamorosa tra Santos, non ne ha approfittato però il team di Checa, vigile lì in piedi davanti alla propria panchina, così come attento dall'altra parte Rosario Ganci. Dos Santos ancora, questa volta addirittura la scava, la trova sotto il tallone Juninho, che poi si arrabbia però per il posizionamento e l'atteggiamento dei compagni. Sandri 1 contro 1 in questo quarto di campo, non se lo prende però Sandri, preferisce andare indietro dal proprio portiere. Cerbone ancora con il corpo, tantissimo lavoro da parte di Cerbone che l'aveva lasciata lì per Vincenti, diagonale rasoterra largo. Costruisce tantissimo l'LD, squadra che trova il gol con abbastanza facilità. Prima di questa partita erano 66 le reti fatte, terzo attacco del raggruppamento A, 3.3 di media. Fa invece più fatica in attacco il Modena, che appena al 12° attacco, 2.4, 48 totali. Le principali difficoltà però per l'LD in questa stagione sono legate alle marcature concesse agli avversari, con 69 reti concesse alle formazioni avversarie dell'LD. Gallo rischia tantissimo, Amarante la riceve, non c'è il fallo di Cerbone, si continua così a giocare. Ancora 0 falli commessi dalle due formazioni in questo secondo tempo. Dos Santos pensa per un attimo al duello con Campo, poi preferisce ragionare. Scavino, Gallo, Dos Santos, Scavino, tutto in un fazzoletto. Finta di Scavino che prova a trarre in inganno Campo, che la tocca per ultimo. Rimane così in attacco il team giallonero, proprio col 72, alla sua prima esperienza dopo le tantissime stagioni con l'Asti. Da fuori Gallo, trova però tutto chiuso. Difficile trovare spazio tra le maglie bianche del Modena Cavezzo Futsal. L'LD però sta continuando a provarci con continuità e con tante soluzioni diverse. Vediamo se riuscirà a trovare la chiave per sbloccare la fortezza del team emiliano. Gallo, Lamberti con un po' di spazio la gioca per Scavino, si abbassa Gallo, ancora Scavino, imbucata per Cerbone che poi mette in moto Dos Santos, che qui ha prima controllato, poi superato Juninho e poi l'ha depositata in fondo al sacco. Per la prima volta del pomeriggio l'LD si porta in vantaggio e lo fa con Christian Javier Dos Santos e 3-2. È il primo vantaggio in questa ottava giornata di ritorno del campionato di Serie 2 Elite per l'LDFC, che ha risposto prima 2 volte ai vantaggi del Modena Cavezzo Futsal e poi ha trovato il guizzo con Christian Javier Dos Santos.
che per la nona volta in questa stagione scrive il proprio nome sul tabellino dei marcatori e si avvicina così alla doppia cifra stagionale. Un giocatore che brilla non solamente per le reti, lo abbiamo già ricordato, ma anche per le giocate. Questa volta però è arrivata sì la giocata, ma è arrivato anche il graffio vincente, il graffio che vale il momentaneo 3-2. Continua però ad attaccare il Modena con Dudu Costa, che va a sfidare proprio l'autore dell'ultima marcatura che ha fatto letteralmente impazzire il pubblico di fede giallonera. Lamberti, Scavino, Gallo attacca la profondità Sandri, ma Gallo si appoggia a Scavino, quindi Dos Santos lato lato con l'ex Orange Fuzzalasti. Gallo, Dos Santos rischia qualcosa qui perché c'è Amarante ancora ben posizionato, il capitano con la maglia numero 5. Rischia ancora tanto l'LD, questa volta se la trova lì Campo che prova a concludere, tutto chiuso. C'è ancora una possibilità per Sansone che poi da terra prova ad eludere la difesa di Gallo e non è riuscito però in questa situazione l'ex Feldieboli a conquistare il corner. Dos Santos adesso naturalmente in fiducia, prova a giocare sul velluto il numero 17 che per un attimo pensa ad accentrarsi, lo fa in un secondo momento, conclude in spaccata, mette fuori Juninho. Sembra anche essersi fatto un po' male in questa situazione, anzi non riesce a rialzarsi. Continua a scambiarsi occhiate i due giocatori di origini brasiliane. Lorenzo Gallo dalla distanza ci prova, non c'è stata deviazione, conclusione che finisce contro i tabelloni pubblicitari. Ritorna in campo Diego Cuomo, che riceve in questo momento suggerimento di Aieta. Cambiare ancora i due. 11 minuti e 6 secondi ancora da giocare. 3-2, manca davvero tantissimo tempo ancora per vedere chi saranno i vincitori e i vinti di una partita che sta per adesso vedendo due squadre che non si stanno risparmiando, due squadre che stanno mettendo in mostra sicuramente un buon futsal, vista anche la categoria, la seconda nazionale di questo sport fantastico. Larga tutto per Scavino che prende la mira, spara con le mani, alza sulla traversa Juninho. Questa più che altro una parata di posizione da parte del numero 19, ben posizionato in difesa della propria porta, che ha solo dovuto alzare una conclusione potente da parte dell'LD. Qui la panchina del Modena vorrebbe un tocco con la mano di Scavino. C'era davvero però pochissimo spazio tra chi ha calciato e Scavino. Aieta. Cuomo riceve, poi scambia ancora con Sansone. Oanea ha capito tutto, situazione di 3 contro 2, Oanea si allarga sulla sinistra per Gallo che prova ad andare dall'altra parte, aveva però già attaccato il secondo palo Sandri. Ha provato in velocità a far male in transizione offensiva l'LD, non c'è riuscita, ma continua a far vedere buone soluzioni. Ritorna in campo Vincenti, va a rifiatare il rientrante Lorenzo Gallo. Cuomo. In campo adesso anche Filippo Storchi, laterale classe 1997, molto sfortunato per via degli infortuni al 7, che però poi raccoglie al massimo e la rimessa laterale. Dicevamo tanti infortuni per lui che hanno fermato la crescita di un giocatore molto molto importante, il bomber di Carpi. Juninho come un rapace Vincenti vuole subito rompere i giochi del Modena e mette out. Attacca con calma adesso il Modena Cavezzo. Aieta. Taglia Dudu Costa. Palla recuperata dall'LD. Ci prova Sandri ma trova tutto chiuso. Cuomo poi però non riesce a tenerla sul rettangolo di gioco. Aveva provato a partire con un controattacco il Modena Cavezzo. Non c'era però più spazio per il numero 14 di Cheka.
Ennesima palla recuperata dalla sua partita da parte di Aieta, che poi prova ad andarsene via in dribbling, conclude. Lamberti con il piede a dirgli di no, la palla rimane in campo, Sandri la tocca per Scavino che la alza però Anea, che aveva provato a leggere la traiettoria della palla alta, che però poi è terminata out, proprio qui davanti alla nostra postazione. Juninho prova a costruire anche con i piedi, oltre che con le parate. Aieta, Juninho. Veramente è una situazione da power play questa, con la piramide del Modena Cavezzo. Aieta, la palla poi finisce nell'angolo, torna su. Fuori Aieta, c'è una deviazione, non si è fidato questa volta del tiro, che sembrava forse di qualche centimetro alto. Ha fatto però comunque bene Lamberti a dire di no e metterla fuori, senza rischiare. Prova ad impattare il Modena. Ben Sad. Juninho. Sempre lì nei pressi del cerchio del centrocampo. L'estremo di Sore. Italo-brasiliano. Cuomo. Aieta la prova a giocare. Prima con il piede, poi con i guanti Lamberti. C'è anche un contatto con Ben Sad. Tutto però regolare. Scavino. Sandri. Pressione ancora altissima del Modena. Oanea in qualche modo rischiando, perché l'LD in questa situazione non aveva equilibrio. Aieta la allarga e poi da sotto porta, vediamo se la palla riesce a varcare la linea, è difficile capirlo, ma c'è il gol del Modena Cavezzo, gol realizzato probabilmente da Dudu Costa. Voi che la state seguendo su YouTube potete portare indietro di qualche secondo per vedere bene chi è stato l'ultimo a toccare la palla nei pressi della linea di porta difesa da Lamberti. Rimane il fatto che siamo sul 3-3 e quando mancano 8 minuti e 12 secondi è tutto ancora più che mai aperto in questa ottava giornata di ritorno del campionato di Serie 2 Elite. Vincenti nel frattempo va dall'altra parte, ma che reazione dell'LD che in un amen la ripresa con Giovanni Vincenti, golasso del numero 14 di mister Rosario Ganci, e l'LD è ancora una volta in vantaggio. Ma che sport stiamo vedendo, quanto è spettacolare il futsal. Ancora una volta le emozioni non stanno mancando, non erano mancate nella prima parte con 2 gol per parte, non stanno mancando anche in questa seconda e decisiva frazione con l'LD che è un'altra volta avanti. Ha risposto subito alla rete sotto porta di Dudu Costa, veloce ad arrivarci probabilmente prima di tutti gli altri, con Giovanni Vincenti. Siamo adesso sul 4-3, partita spettacolare. Terzo marcatore per l'LD dopo la doppietta di Cerbone. Il gol di Dos Santos, e adesso si è iscritto anche al Festival del Gol. Giovanni Vincenti attacca ancora con il power play con Juninho, il Modena Cavezzo. Ben Sad allarga, dall'altra parte c'è ancora un po' di spazio lì, ma c'è Giovanni Vincenti che ci mette una pezza in questo 2-14. Non è riuscito a trovare lo spazio che avrebbe voluto trovare Diego Cuomo. Rimane comunque ancora in attacco il team allenato da Nunzio Checa, che comunque sta facendo una partita sicuramente non importante di più. Juninho, Aieta. Sono le indicazioni di Rosario Ganci alla sua prima esperienza da allenatore della prima squadra. Lamberti a dir di no. La palla rimane lì, ha provato a mettersela a posto Dudu Costa, rimane in attacco ancora il Modena, deve stringere i denti l'LD in questo finale, comunque lunghissimo perché manca ancora un'infinità in questo sport, più di 7 minuti, un lasso di tempo in cui può succedere di tutto, soprattutto in una partita così che è aperta ed è sempre stata aperta, anche quando il Modena aveva trovato subito il vantaggio, quindi aveva indirizzato la disputa. Aieta, 1 contro 1 con Vincenti, che adesso è in fiducia totale e mette fuori. Costa, Juninho, da un brasiliano all'altro. Ancora Eduardo Dudu Costa,
Juninho. Uomo Juninho. Si è abbassato a Ieta. Dudu Costa. C'è sul secondo palo Bensat che adesso si allarga, vorrebbe la palla ma si va ancora dall'altra parte sulla banda sinistra. Poi c'è la puntata Ieta che finisce larga. Con le mani Lamberti. Pallone che aveva scavalcato Juninho. Impossibile però da lì l'impresa di tenerlo in campo per Cerbone, che comunque ha ringraziato per l'idea al compagno di squadra. Juninho con le mani. Bensat questa volta un po' di spazio. Si accoppia con lui Sandri con qualche secondo di ritardo. Non rischia però l'LD, anche perché è arrivato Dos Santos in copertura difensiva. Mettere out. Juninho 6:23. Amarante. Juninho. Aieta. Ancora Juninho che la gira dall'altra parte per il proprio capitano. Adesso la porta è sguarnita, non riesce però a trovare lo spazio Vincenti, che poi ha provato anche con una Veronica ad andarsene. Finito però il campo per lui. Suona la sirena, time out richiesto dal Modena Cavezzo Futsal, quando siamo a 6 primi e 1 secondo al termine di questa partita, con l'LD avanti di una sola lunghezza sul 4-3 col Modena Cavezzo. Ha voluto utilizzare in questo momento della partita l'ultimo time out a disposizione il Modena Cavezzo Futsal per provare fino alla fine a tornare in quel di Modena Cavezzo con punti importanti, punti che meriterebbe per quello che ha fatto vedere, ma dall'altra parte c'è una formazione che però non ci sta e meriterebbe anche di portare e di mantenere così imbattuta la propria squadra davanti al pubblico amico. Due squadre che stanno giocando davvero un grande futsal, un futsal che ci piace, un futsal che ci sta esaltando. Juninho. Ancora col power play. Juninho è davvero un giocatore completo, non lo scopriamo in questo pomeriggio naturalmente. Sansone prova a farla passare, ci mette una pezza Vincenti e poi ci prova dalla distanza Sandri, che chiede anche scusa ai compagni. Ma lì naturalmente l'istinto e forse anche la cosa migliore da fare è proprio quella di andare più lontano possibile per evitare guai peggiori. Amarante ancora inesauribile, prova a passare, Dos Santos però gli sbarra la strada. Si è fatto anche male, probabilmente alla caviglia destra Amarante, che rimane a terra, mani sul volto. Naturalmente scene che non vorremmo mai vedere, che speriamo sia nulla di grave per il giocatore del Modena Cavezzo. Viene anche richiesto l'intervento dello staff medico per andarsi ad assicurare delle condizioni del centrale, classe 1991. Stessa stagione per lui con il Modena, uno dei volti storici di questa formazione. Per lui anche esperienze con le casacche di Pro Patria, Imolese, Reggio e Caos in Serie A. Appena una marcatura in questa stagione, arrivata nella prima partita della Serie A2 Elite 24-25, ma un giocatore che ha dimostrato anche quest'oggi di essere davvero inesauribile. Vediamo se riuscirà a stringere i denti e a ritornare in campo dopo questo infortunio che ci auguriamo ancora una volta sia momentaneo. Aieta continua nel tentativo di sfruttare la superiorità numerica dettata dal power play il Modena Cavezzo, che prova ancora a farla girare molto bene, ma trova ancora una posizione importante e corretta con Scavino. Juninho. Bensat lascia partire alla conclusione, c'è una deviazione che non
Trae però in inganno Lamberti, dall'altra parte Dos Santos con la 4% dell'LDFC. La palla è rimasta in campo, c'è ancora Dos Santos, la allarga per Cerbone che la lascia correre per Scavino. Che azione corale questa volta dell'LDFC, tutto è partito dalla rapidità di Dos Santos. Poi c'è stato Cerbone che con la coda dell'occhio ha visto Leonardo Scavino e 5... E per la prima volta nel pomeriggio c'è una squadra tra le due contendenti che è avanti di 2 lunghezze. Prova adesso a giocarsela col portiere di movimento, con Cuomo, quindi non c'è più Juninho adesso tra i pali, pronto naturalmente a prendere posizione nel momento in cui la propria squadra riceve e recupera la sfera. Ma c'è Cuomo adesso in campo con la maglia di un altro colore, ancora pressione altissima di Leonardo Scavino che sporca la palla al numero 21 Alessandro Campo. Dudu Costa da playmaker, Ben Saad la gira per Aieta che va con il tacco a prolungarla, prova però a non concedere spazio nelle di Dudu Costa, riesce a girarsi in un fazzoletto, poi la tiene sotto la suola, c'è anche l'aiuto di Dos Santos, scaltro a fare toccare la palla per ultimo a Costa. Lamberti con le mani, dall'altra parte per Sande, ha provato addirittura con la spalla a tenerla in campo, difficilissimo. Juninho, Dudu Costa prova a girarsi, non ci riesce perché c'è Dos Santos che prova ancora a ricamare Futsal sul parquet di Caramagna. Non riesce però questa volta perché c'è Aieta che mette in moto poi Dudu Costa, c'è un contatto con Dos Santos, irregolare. Viene ammonito Cristian Xavier Dos Santos che si dispera per questa decisione, soprattutto per questa sanzione. Siparietto adesso in campo con Dos Santos che non è d'accordo. È impossibile naturalmente da qui capire cosa si stiano dicendo i protagonisti di questa azione. Finisce però sul taccuino dei cattivi Cristian Xavier Dos Santos per questo fallo. Ma anche poi chiedere spiegazioni all'altro direttore di gara. Prova a non mollare il Modena Cavezzo e a rimanere lì nonostante i 2 gol adesso da recuperare. Vuole continuare in una prestazione che sicuramente è stata positiva. Dudu Costa, Ben Saad, ancora al 13 Sansone, Ben Saad, Dudu Costa la fa girare sul perimetro in modo fluido il Modena. Aieta, Dudu Costa, la palla poi nella terra di nessuno, ci prova Scavino dalla distanza, non c'è però spazio per passare. Poi aveva un po' di spazio invece Dudu Costa, ma ha capito tutto e ha liberato l'area Sandri. 3:30 ancora da giocare. LDFC 5, Modena Cavezzo Futsal 3. Campo. Naturalmente Cuomo, scusate, poi Cuomo vorrebbe la palla in mezzo, non la riceve. Aveva tagliato il numero 14 tra le linee, non è però stato servito dai compagni di squadra. Ben Saad, Amarante prova a dettare ritmo all'ennesimo tentativo di scardinare la difesa giallonera adesso, il team giallo-blu. Dos Santos ne recupera un'altra, ha un po' di spazio, inquadra la porta, ci prova dalla distanza, ma la sua conclusione finisce larga e fuori. Ne approfittano di queste situazioni le 2 formazioni per continuare la partita a scacchi. Naturalmente ritorna a difendere i propri pali Juninho, pronto poi a lasciare spazio al compagno quando la squadra va dall'altra parte. Qui c'è una palla recuperata da Vincenti, ma in modo irregolare. Arriva il secondo fallo nel giro di pochi secondi per l'LD che non aveva ancora commessi nella prima parte. Ma ci sono comunque davvero pochissime interruzioni, anche perché quando si fischia poi si perde poco tempo. La palla continua a scorrere sul parquet di Caramagna Piemonte. Un po' di spazio per Ben Saad, si è però messo lì come il coccodrillo sotto la barriera Cristian Xavier Dos Santos. Qui ha messo fuori senza rischiare Cuomo, che poi rimane in campo. Dos Santos
Ci ha provato Sandri, palla alta, non c'era Juninho tra i pali, non è riuscito ad approfittarne questa volta il vice capitano. C'è sicuramente anche tantissima stanchezza, rotazioni un po' ridotte all'osso adesso, con i giocatori che devono provare ad andare oltre l'ostacolo, come si suol dire. Sembra anche essersi fatto male Ben Saad, che si tocca il ginocchio. Problemi anche per Ben Saad, che poi rimane a terra davanti alla panchina di mister Rosario Ganci, che approfitta di questa interruzione per dare qualche indicazione al proprio portiere. Lui che ha difeso i pali di questa squadra per tantissimi anni, a partire dal settore giovanile. Approfitta di questa pausa per dare qualche consiglio a Lamberti e ai compagni di squadra di Enrico Lamberti. È immobile a terra Ben Saad. Probabilmente un guaio muscolare per lui, non è un problema di crampi, questo è sicuro. È rimasto a terra lì sul perimetro del campo. È intervenuto ancora una volta lo staff medico presente qui a Caramagna. Adesso dovrà essere aiutato a rialzarsi, vediamo però se avrà la forza di farlo il pivot italo-tunisino. Abbiamo parlato delle poche interruzioni, adesso ne arriva una purtroppo per infortunio abbastanza lunga. Vediamo come ritorneranno poi a giocare le due squadre dopo questa pausa forzata, naturalmente, per via dell'infortunio di Ben Saad, che viene aiutato dai compagni di squadra ad abbandonare il rettangolo di gioco. Tra naturalmente gli applausi del Palasport di Caramagna Piemonte. Una tegola in più quindi adesso per il Modena Cavezzo in questo finale di partita. Concheca, che comunque non ci sta, continua a spronare i propri ragazzi. Dos Santos, Scavino, la lascia poi di Scavino. Aieta, Amarante, Aieta, ancora Amarante. Allarga tantissimo il campo adesso il Modena, che poi prova a schiacciarla con Aieta. Ha capito tutto Scavino, c'è Dos Santos, 2 contro 1 dall'altra parte. Gran giocata di Cristian Javier Dos Santos, che vuole ancora ballare, vuole ancora far sorridere ed esultare il proprio pubblico. L'LD scappa e 6-3. Adesso c'è davvero l'Everest da scalare per il Modena Cavezzo Futsal, sotto di 3 lunghezze, anche con qualche problema di infortunio. 1:48 ancora da giocare, si fa sentire, continua a farsi sentire il pubblico dell'LDFC. Attacca però ancora il Modena, palla tra una selva di gambe, ci prova Sandri dalla distanza. Non è preciso però in questa situazione il vice capitano. Adesso è ritornato Juninho a giocare ampiamente fuori dalla propria area di competenza. Ancora una sbavatura per il Modena. Prende ancora la mira Sandri, questa volta fa centro, 7-3. E adesso è festa grande per l'LDFC, che mette una seria ipoteca su questi 3 punti. Si è allargata probabilmente in modo definitivo la forbice tra le due squadre, con l'LD che è scappata così via nel punteggio e si è assicurata una vittoria che mancava da tanto tempo. Gli ultimi 3 punti per l'LDFC arrivarono in campionato il 18 gennaio scorso. In quell'occasione fu 3-2 con il Lecco Calcio a 5. Adesso un momento anche importante per l'LD, che mette in campo 3 canterani giovanissimi. Quindi grandissima emozione in queste ultime battute, con in campo Negro, Parisi e Castelli. Vediamo come si comporteranno in questo ultimo minutino i giocatori cresciuti con questi colori.
Nel frattempo continua ad attaccare il Modena Cavezzo per rendere meno amaro il finale. Modena Cavezzo che ha davvero dato tutto in questa partita e continua a farlo fino alla fine per onorare al meglio una trasferta che si sapeva essere complicata. C'è sicuramente uno scontro molto ruvido tra Cuomo e il neoentrato Cristian Parisi, classe 2007, prova a giocare la prima palla della sua Serie 2 Elite, scusate. 28 secondi ancora, Lamberti. 5 italiani in campo, 5 ragazzi che conoscono benissimo questi colori, 5 ragazzi che sono cresciuti nel settore giovanile dell'LD FC. Si aspetta solamente più la sirena finale per far festa naturalmente qui al Palasport di Caramagna. Dall'altra parte il Modena comunque continua. Dopo una partita sontuosa c'è davvero poco da dire per l'atteggiamento visto e anche per le qualità di una formazione che deve ancora lottare per la salvezza, una formazione che ha raccolto non troppi punti, sono appena 15 punti in classifica. Sale invece a quota 32 punti l'LD che attacca con Castelli. Ci ha provato anche Parisi, non ha trovato però l'impatto che avrebbe voluto con la sfera. 5 decimi, si alza tutto in piedi il pubblico di fede giallo-nero. Si attende davvero solamente più la sirena finale, la sirena dei 3 punti per la formazione che gioca le partite casalinghe a Caramagna Piemonte. Suona la sirena, finisce così con il punteggio finale di 7-3. LDFC Modena Cavezzo Futsal, sfida valida per l'8ª giornata di ritorno del girone A del campionato di Serie A2 Elite. Un saluto e un ringraziamento a voi tutti da parte di Enrico Longo e ai prossimi appuntamenti del grande futsal. Buona serata!